33 anni fa la mafia uccideva il maresciallo dei carabinieri Giuliano Guazzelli, commemorazione ad Agrigento. Disagi sopra disagi per raggiungere Palermo, un'odissea per gli automobilisti. Indulgenza plenaria visitando la cappella dell'ospedale di Agrigento. Torna per i siciliani fuori sede il treno Sicilia Express. Messina ricorda con una fiaccolata la giovane Sara Campanella. Bentrovati da TVA Notizie. 33 anni fa la mafia uccideva il maresciallo dei carabinieri Giuliano Guazzelli. Il 4 aprile 1992 il maresciallo soprannominato il Mastino per la sua grande abilità di investigatore. Il servizio di apertura di Arturo Cantella. Si è celebrata oggi 4 aprile la ricorrenza del 33esimo anniversario dell'uccisione del maresciallo maggiore aiutante dei carabinieri Giuliano Guazzelli, medaglia d'oro al valor civile alla memoria, assassinato dalla mafia il 4 aprile del 1992. Nella mattinata, presso il santuario di San Calogero di Agrigento, è stata officiata una Santa Messa dall'arcivescovo metropolita di Agrigento, Alessandro Damiano, congiuntamente al cappellano militare della Legione Carabinieri Sicilia, Don Salvatore Falzone, alla quale hanno partecipato i familiari del decorato, il colonnello Nicola De Tullio, comandante provinciale dei Carabinieri, le massime autorità civili e militari della provincia, nonché magistrati in quiescenza che hanno condiviso parte del loro percorso con il sottufficiale caduto nell'adempimento del proprio dovere. Alla cerimonia ha assistito anche una rappresentanza della locale Associazione Nazionale Carabinieri in Congedo. Successivamente, presso il viadotto Guazzelli, luogo dell'agguato, si è tenuta una breve ma toccante cerimonia commemorativa, con la presenza di un picchetto d'onore, le note del silenzio scandite dal trombettiere del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia, conferendo ulteriore solennità al momento di raccoglimento impreziosito dalla benedizione impartita dal cappellano militare e dalla deposizione di una corona di alloro. Per la tragica scomparsa del maresciallo maggiore aiutante Giuliano Guazzelli venne attribuita alla vittima del dovere la medaglia d'oro al valor civile alla memoria. Come sottufficiale di elevatissime qualità professionali, impegnato in delicate attività investigative in aree caratterizzate da alta incidenza del fenomeno mafioso, operava con eccezionale perizia, sereno sprezzo del pericolo, incondizionata dedizione al dovere e alle istituzioni, fornendo costanti e determinanti contributi alla lotta contro la criminalità organizzata fino al supremo sacrificio della vita, stroncata da proditorio ed efferato agguato criminale. Presenta! Onori ai caduti! Dell'omelia da parte del nostro vescovo, quindi da parte mia un pensiero commosso ai familiari ma a tutti gli appartenenti alle forze di polizia, soprattutto ai giovani appartenenti delle forze di polizia che prendono come esempio il sacrificio e la dedizione del maresciallo maggiore Guazzelli. Quindi non solo oggi rinnoviamo la memoria, ma soprattutto è un monito, ecco, per i giovani e per tutta la società civile. L'impegno nella lotta alla delinquenza mafiosa e a qualsiasi forma di prevaricazione e di sopraffazione. Quindi tutte le istituzioni dello Stato sono ferme e solidali nel contrasto a questa piaga che ovviamente non può assolutamente trovare terreno fertile né in questa provincia né in tutte le parti d'Italia. L'importanza del ricordo, comandante. Sì, il 4 aprile per l'Arma dei Carabinieri di Agrigento è una data molto importante, la sentiamo nel cuore perché ricordiamo un nostro caduto, il maresciallo Guazzelli, che è un simbolo della lotta alla mafia, è un simbolo delle capacità investigative che ha espresso nella sua carriera a Trapani, a Palermo, ad Agrigento, è un simbolo per quello che ha rappresentato
ed è, come dire, per noi un riferimento di valori, i valori dell'onestà, della lealtà, della correttezza e della dignità e della dedizione. Sono quei valori che ci lascia in eredità e che oggi stiamo onorando. In una provincia difficile, comandante. Una provincia difficile sì, perché il contrasto alla criminalità organizzata non può considerarsi archiviato, ne sono testimonianze le operazioni che sono state condotte proprio a dicembre e a gennaio anche in questi territori. Quindi il monito che ci lascia il ricordo del maresciallo Guazzelli è proprio quello di continuare la sua lotta e continuarlo con quella capacità, con quella professionalità, con quella dedizione. Nelle immagini che riguardano il maresciallo Guazzelli vi abbiamo mostrato il binocolo usato dal sottufficiale in tante operazioni antimafia e un registratore in dotazione alla polizia giudiziaria, custoditi presso il comando provinciale dei Carabinieri di Agrigento. Torna a Pasqua il Sicilia Express, il treno per i siciliani fuori sede, il servizio. Torna a Pasqua il Sicilia Express, il treno diretto e a costi contenuti dedicato ai siciliani residenti al centro e al nord che vogliono tornare a casa per le feste. Dopo il successo registrato a Natale, quando i biglietti furono esauriti in poche ore, la Regione rilancia l'iniziativa e raddoppia il servizio. Per le festività pasquali, infatti, sarà possibile raggiungere la Sicilia in treno da Torino, grazie alla collaborazione con Treni Turistici Italiani, Gruppo Ferrovie dello Stato, oppure scegliere di arrivare in treno fino a Napoli e poi proseguire via nave. Sono più di 1000, nel complesso, i posti disponibili, 560 quelli per il Sicilia Express, che partirà il 17 aprile da Torino con ritorno il 26, toccando alcune delle principali città italiane. 472 sono invece i biglietti disponibili per la soluzione intermodale, resa possibile grazie alla collaborazione con GNV e Italo. In quest'ultimo caso, partenza prevista da Torino il 17 aprile, con ritorno il 21, direzione Porto di Napoli e successivo imbarco per Palermo. Per il Sicilia Express il costo del biglietto è di 29,90 € a tratta, per la soluzione integrata treno-nave è invece di 30 €. In più quest'anno, rispetto a Natale, sarà possibile partire anche dal Trentino Alto Adige, dal Veneto e dal Friuli Venezia Giulia. Si tratta in sostanza di un servizio integrato pullman treno, sempre al costo di 29,90 €. Il primo bus partirà da Bolzano, con fermata a Trento, e il secondo da Trieste, con arrivo rispettivamente a Modena e Bologna. Qui sarà possibile salire sul Sicilia Express e proseguire il viaggio verso la Sicilia. A rendere il viaggio ancora più speciale, afferma l'assessore regionale alle infrastrutture, Alessandro Aricò, saranno le tante iniziative organizzate a bordo, grazie alla partecipazione di personaggi siciliani famosi che faranno vivere ai passeggeri un'esperienza immersiva unica nella cultura e nelle tradizioni siciliane. Quest'anno, poi, la Regione ha scelto di raddoppiare il servizio. Oltre al Sicilia Express ci sarà un viaggio intermodale treno-nave, pensato per quei siciliani che, pur non potendo assentarsi per tutta la durata del Ponte Pasquale, non vogliono comunque rinunciare alla possibilità di tornare in Sicilia e viaggiare a costi contenuti. I biglietti del Sicilia Express saranno acquistabili da sabato 5 aprile sul sito www.fstrenituristici.it, oltre che attraverso tutti i canali di vendita Trenitalia, tra cui app, biglietterie e self-service all'interno delle stazioni. Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito www.siciliaexpress.eu. Per chi, invece, preferisce la soluzione treno-nave, sarà possibile acquistare i biglietti dalle ore 12 dell'8 aprile chiamando il call center dedicato al numero 060708. Una provocazione sentir parlare del ponte sullo Stretto per chi subisce ogni giorno i disagi sulla Palermo-Agrigento. I lavori sulla nuova 640, la strada degli scrittori, si avviano alla conclusione con l'apertura entro qualche mese dell'ultimo tratto per l'autostrada Palermo-Catania. I lavori invece che riguardano la Palermo-Agrigento continuano a creare pesanti disagi a causa dei cantieri ancora aperti e dei semafori che rallentano la circolazione in maniera esasperante. Partendo da Agrigento, la prima sosta obbligata è quella sul viadotto Milena, quindi si arriva poco prima della stazione di Cammarata, dove è installato un altro semaforo.
2 soste forzate prima di raggiungere i comuni di Vicari e Misilmeri, dove cantieri e semafori sembrano davvero eterni e che allungano i tempi di collegamento tra Agrigento e Palermo. Un calvario infinito, insomma, con gli utenti della strada, i quali, viste le difficoltà che devono affrontare tutti i giorni, non possono fare a meno di imprecare, pensando magari al ponte sullo stretto. La cappella dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, con decreto dell'arcivescovo Monsignor Damiano, è stata dichiarata chiesa giubilare fino al 27 aprile. Visitando la cappella si riceve l'indulgenza plenaria. Mercoledì nella chiesa dell'ospedale agrigentino è stato celebrato il giubileo interparrocchiale con i fedeli delle chiese di San Giustippuzzo, San Michele e San Nicola. Ci ritroviamo nella cappella dell'ospedale San Giovanni di Dio, ha detto il celebrante Don Giuseppe, un luogo dove ogni giorno si vive la sofferenza ma anche la speranza. Quella che vedete era la scala mobile che consentiva ai visitatori di arrivare agevolmente all'ingresso principale dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. L'impianto, fermo ormai da parecchi anni, non adeguatamente protetto dalle intemperie, è diventato così un segno dell'abbandono. E purtroppo, come ci fanno sapere dall'ufficio stampa dell'ASP di Agrigento, non sono previsti interventi. Il ripristino della scala mobile, infatti, è ritenuto troppo oneroso dall'azienda sanitaria. Studiare il siciliano a scuola, l'impegno della regione siciliana. Promuovere lo studio delle tradizioni, della cultura e del dialetto siciliano tra i banchi di scuola. È l'obiettivo del progetto Non Solo Mizzica, il siciliano, la lingua di un popolo, giunto alla seconda edizione grazie a un nuovo finanziamento di 500.000 euro della Regione Siciliana per il biennio 2025-2026. L'assessorato regionale dell'istruzione e formazione professionale ha emanato una circolare destinata agli istituti scolastici con sede in Sicilia. Sono 2 le tipologie di finanziamento per iniziative curriculari ed extracurriculari da realizzare nelle scuole. Le azioni di tipo A, che riguardano gli istituti di ogni ordine e grado, da finanziare con un importo massimo di 5.000 euro ciascuna. Quelle di tipo B, destinate ai progetti di partenariato tra istituti superiori con un liceo coreutico musicale nel ruolo di capofila, per un costo massimo finanziabile di 40.000 euro ciascuno. Con questa iniziativa, sottolinea l'assessore Mimmo Turano, diamo ai nostri studenti l'opportunità di conoscere le tradizioni linguistiche e culturali della nostra terra. Sostenere percorsi di studio della lingua siciliana significa contribuire a fare memoria, tramandare conoscenza e riscoprire un patrimonio culturale unico, straordinario e dalle radici antiche. Le attività potranno riguardare, tra l'altro, studi e ricerche sui dialetti locali, anche in collaborazione con università, centri di ricerca, associazioni culturali ed esperti, poesie, detti, canti, nenie, filastrocche, cunti, secondo i diversi codici espressivi, fonici uditivi, visivo-gestuali. Incontri e giornate studio organizzati anche in forma aggregata tra più scuole. Meta finale, anche nella seconda edizione, sarà una manifestazione pubblica con artisti siciliani, personalità del mondo della cultura e dello spettacolo in veste di testimonial. Liberata in mare dalla Guardia Costiera di Porto Empedocle una tartaruga caretta. La tartaruga recuperata in mare dalla Guardia Costiera nel mese di agosto dello scorso anno è tornata nel suo habitat naturale dopo un lungo periodo di cura. Messina ricorda con una fiaccolata la giovane studentessa Sara Campanella. Vediamo il servizio. Sara è con noi. Ringrazio tutti i ragazzi, gli studenti. Per il bene che hai voluto, per il tuo sorriso, per la gioia di vivere. Lo faremo per te, Sara, per Ilaria, per Lorena, per Giulia, per tutte e per tutti.
non un passo indietro. Per Sara, l'ennesima vittima della società patriarcale, non si può ancora parlare d'amore. L'ennesima vittima di una società che non tutela le donne, sminuendone la loro vita e la loro indipendenza. Questo non è amore, non è una semplice gelosia, basta giustificazioni. Per Sara, l'ennesima vittima spezzata. Ieri sera la città di Messina ha vissuto un momento di profonda commozione e solidarietà in occasione della fiaccolata dedicata a Sara Campanella, la giovane studentessa di 22 anni uccisa da un compagno di corso. Migliaia di persone, tra cui i genitori e il fratello di Sara, si sono riunite davanti alla scalinata del rettorato universitario per onorare la sua memoria e manifestare il loro dolore e la loro rabbia contro la violenza di genere. La fiaccolata, organizzata dall'Ateneo Peloritano in collaborazione con le associazioni studentesche e il comune di Messina, ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti delle istituzioni, tra cui la rettrice Giovanna Spatari, il sindaco Federico Basile e la prefetta Cosima Di Stani. La mamma di Sara, Cetti Zaccaria, ha espresso il suo profondo ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato, sottolineando l'importanza di ricordare la figlia e di dare voce a chi non c'è più. Voglio ringraziare tutti i presenti qui. Dico grazie a nome di Sara. Sara è con noi. Ringrazio tutti i ragazzi, gli studenti che hanno dato voce a Sara stasera e la darete anche voi, insieme a noi. Grazie a tutti. Il corteo ha preso il via alle ore 19:30. Ha illuminato le strade di Messina con migliaia di fiaccole accese, simbolo di speranza e di unione. Tra striscioni e momenti di silenzio, la folla ha voluto ribadire il proprio impegno nella lotta contro la violenza sulle donne. Un tema purtroppo sempre attuale. Mi amo troppo per stare con chiunque, una frase scritta da Sara sui social, è diventato un grido di battaglia per tutti i partecipanti, che hanno chiesto giustizia non solo per lei, ma per tutte le donne vittime di violenza. Oggi, al Policlinico di Messina, verrà eseguita l'autopsia sul corpo di Sara, mentre i funerali si terranno probabilmente lunedì nella chiesa di San Giovanni Battista a Misilmeri, il paese natale della giovane. La comunità di Messina si è stretta attorno ai familiari di Sara in un abbraccio collettivo che testimonia la volontà di non dimenticare e di combattere affinché tragedie simili non si ripetano mai più. La fiaccolata di ieri sera è stato un momento di riflessione e di impegno, un segnale forte e chiaro che Messina non si arrende di fronte alle violenze e che la memoria di Sara Campanella vivrà nel cuore di tutti coloro che hanno partecipato. Oggi pomeriggio a Castrofilippo, a cura dell'amministrazione comunale, nell'ambito della riqualificazione del viale Bonfiglio, verrà scoperta l'opera artistica rappresentante la cipolla paglina, il prodotto tipico del piccolo centro. L'opera è stata realizzata dall'artista Vincenzo Greco. Conferenza stampa al Borgo Bonsignore di Ribera sul finanziamento di 20 milioni di euro per la realizzazione della Mare Monti. Ci sono le interviste. Sindaco Dazzo, in poche parole finalmente si metteranno in collegamento l'area montana con l'area costiera della provincia di Agrigento.
Sì, questo è un ottimo risultato, un risultato che è il frutto del lavoro e dell'impegno costante dei sindaci, dei tecnici e anche della buona politica della regione siciliana, della provincia di Agrigento, perché abbiamo puntato tanto affinché venissero appunto finanziati questi interventi. Si tratta di un importo che si aggira sui 20 milioni di euro e questo consentirà di agevolare e beneficiare i cittadini delle aree interne, in quanto potranno raggiungere con maggiore facilità e serenità le strutture ospedaliere che sono appunto fondamentali perché tutelano il diritto, un diritto costituzionalmente garantito che è il diritto alla salute e il diritto alla vita. I nostri studenti potranno raggiungere con maggiore facilità anche gli istituti superiori e perché no, soprattutto per i nostri agricoltori, i quali raggiungeranno con maggiore facilità i loro appezzamenti di terreno e soprattutto avranno la possibilità di trasportare i loro frutti presso i mercati. Oggi la situazione finora era molto precaria. Finora sì, però abbiamo avuto la lucidità e la lungimiranza di mettere in salvaguardia questi fondi, il governo regionale ha accolto le nostre richieste e grazie a questo adesso possiamo riuscire ad effettuare questi interventi. Sindaco Ruvolo, da Bivona a Borgo Bonsignore adesso con più facilità. Sicuramente con più facilità, ma con soprattutto maggiore sicurezza, che è la cosa più importante. Un grande risultato che abbiamo ottenuto i sindaci delle aree interne dei Sicani, i 12 comuni, lavorando in sinergia, facendo squadra e con grande determinazione, perché questo importante finanziamento che arriva a destinazione di 20 milioni di euro per rendere più sicura e più breve il tratto che collega la zona costiera, quindi Borgo Bonsignore, la statale 115 con la zona premontana e montana delle aree interne, sicuramente è un grande servizio che noi facciamo ai nostri concittadini di questo comprensorio, senza dimenticare che questo permetterà di raggiungere più facilmente anche il nostro presidio ospedaliero che serve questo bacino d'utenza di circa 70.000 abitanti delle aree interne, i ragazzi che frequentano le scuole a Ribera, quindi è una grande arteria importante, la cosiddetta mini Maremonti, che permetterà a tutti gli abitanti di questo comprensorio, quindi studenti, docenti, cittadini, anche agli imprenditori agricoli, di poter raggiungere più facilmente in sicurezza le loro destinazioni. Voglio ringraziare il governo della regione siciliana per aver sbloccato questi fondi che a un certo punto, un paio d'anni fa, erano stati messi in salvaguardia col rischio di essere completamente definanziati, ma grazie all'impegno di tutti i sindaci, grazie anche all'impegno dell'attuale governo della regione siciliana, siamo riusciti ad ottenere questo importante finanziamento che addirittura è cresciuto da 14 milioni a 20 milioni di euro. Siamo pertanto soddisfatti di questo grande risultato. Quando la buona politica si impegna si ottengono risultati e si rendono importanti servizi a un intero territorio che di questa arteria aveva grande bisogno. Parliamo di Borgo Bonsignore, a che punto è l'iter di affidamento degli immobili? Per quanto riguarda questo sito, questa meravigliosa struttura, questi immobili straordinari del Borgo Bonsignore che sono stati riqualificati un anno e mezzo fa circa, è avvenuto il collaudo, anche questo grazie al governo Musumeci, all'allora presidente Musumeci, che ha voluto finanziare con 2.200.000 euro la riqualificazione del Borgo Bonsignore. Abbiamo la possibilità, così come ha voluto l'assessorato regionale al bilancio e al patrimonio, di poter realizzare un importante ulteriore investimento che è aperto anche alla partecipazione dei privati. C'è un bando pubblico per manifestazioni di interessi con partecipazione pubblico-privato che scade il prossimo 15 di aprile, quindi nei prossimi giorni. Dalle notizie che ho assunto alla regione siciliana ci sarebbe l'interesse
l'interessamento di diversi gruppi che hanno visitato il borgo, che hanno richiesto la documentazione e le carte di queste strutture, di questi immobili, e mi dicevano alla Regione Siciliana che sono fiduciosi che possa effettivamente realizzarsi quello che era l'intendimento col decreto di finanziamento, cioè quello della crescita, della valorizzazione dal punto di vista socioculturale, economico di questa borgata. Quindi anche questo è un risultato che sta arrivando a compimento e pertanto auguriamoci che il 15 ci sia effettivamente la partecipazione di importanti gruppi che vogliano fare investimenti per riqualificare ulteriormente e dare opportunità di crescita, di sviluppo socio-economico e culturale a questa borgata e al territorio che intorno a questa borgata ha un'aspettativa di crescita. Un'ultima cosa sul borgo, erano rimasti in sospeso qualche cosa da riqualificare, insomma, servivano altri 200.000 euro mi sembra per completare alcune cose. Era rimasto la copertura di uno degli immobili ma non si è più finanziato perché col bando è stato previsto che l'eventuale aggiudicatario si farà carico anche della realizzazione della copertura di questo immobile che non ha ottenuto la copertura col finanziamento regionale, quindi oltre a tutti i lavori si parla di un computo metrico di circa 5 milioni euro per chi parteciperà e si aggiudicherà il bando, ci sarà per chi appunto se lo aggiudicherà questo ulteriore sforzo finanziario della copertura dell'immobile che non è stata realizzata. Nasce in Sicilia l'Osservatorio sulle attività produttive. Vediamo di che si tratta. Un osservatorio regionale sull'intelligenza artificiale, con sede all'Assessorato delle attività produttive, sarà presto istituito con l'obiettivo di accompagnare le imprese locali nell'adozione di tecnologie avanzate e affrontare in modo strutturato le sfide poste dalla trasformazione digitale e dalla competizione globale. Ad annunciarlo è stato l'assessore Edi Tamaio nel corso del convegno Sicilia Laboratorio di Sviluppo Economico, Risultati e Prospettive, organizzato all'Università LUMSA di Palermo. L'intelligenza artificiale, ha detto Tamaio, non è una minaccia da temere, ma una risorsa da governare. Vogliamo che la Sicilia sia protagonista di questa transizione epocale, affiancando le imprese con strumenti concreti e competenze d'eccellenza. L'osservatorio sarà un punto di riferimento strategico per leggere i cambiamenti, guidare le scelte politiche e valorizzare il capitale scientifico e imprenditoriale della nostra regione. Il nuovo organismo, che si configurerà come una struttura tecnico-scientifica permanente, nasce in sinergia con le università e aziende siciliane che vorranno partecipare, e coinvolgerà esperti di estrazione multidisciplinare. La governance dell'iniziativa sarà coordinata insieme al direttore generale del Dipartimento Attività Produttive, Dario Cartabellotta, per garantire un dialogo costante tra istituzioni, università e tessuto produttivo. Promossa dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento, è stata presentata l'iniziativa in programma domani dal titolo Tra Valle e Colimpetra. Sì, un'iniziativa che è stata promossa dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco per il suo comandante, l'ingegnere Barbera, ma che poi ha visto realizzare un accordo, diciamo, di squadra che per un progetto è una esercitazione che questa volta riguarda sia la tutela, ma riguarda la tutela dei visitatori, che è altrettanto importante come la tutela dei nostri monumenti e del paesaggio, quindi un'attività che vedrà all'opera la possibilità di interventi in situazioni, diciamo, di emergenza e che riguardano sia la Valle dei Templi e sia la parte più specifica il giardino della Colimpetra. Attraverso la sua complessità, diciamo, di visita potrà consentire l'effettiva realizzazione di una prova simulata, e quindi questo perché? Per accrescere, diciamo, il valore dell'intera area, perché così viene connotata da un rispetto per la tutela e per la salute dei visitatori. Sono di quei progetti che non fanno altro che aumentare il livello qualitativo di quello che si può offrire al visitatore nel suo complesso. Buongiorno, l'iniziativa è quella di
permettere ai vigili del fuoco un addestramento per essere sempre più all'altezza dei compiti istituzionali assegnati e quindi essere pronti, preparati, efficaci e efficienti per l'incolumità collettiva. I dettagli dell'esercitazione darò la parola al collega, all'architetto Pietro Vassallo, per gli scenari operativi di dettaglio. Sintetizzo che questa esercitazione nella location incantevole del parco archeologico della Valle dei Templi vedrà impegnati il comando dei Vigili del Fuoco di Agrigento, ma anche dei nuclei specialistici della Direzione Regionale Sicilia. Ci sarà una simulazione di intervento di soccorso con elicottero, ci saranno i nuclei cinofili impegnati, le attività di ricognizione con droni. Allora, l'esercitazione sarà il momento per testare le nostre procedure di intervento con l'impiego di nuclei specialistici sia a livello provinciale che a livello regionale. L'esercitazione consisterà di più fasi. La prima sarà per il recupero di una persona all'interno di un costone, quindi con tecniche SAFFI. Come parte preliminare ci sarà l'individuazione della persona dispersa con l'impiego di unità cinofili e unità SAPRI, che sarebbe il drone per il monitoraggio dall'alto o per individuare le persone. Successivamente quindi simuleremo un infortunio di un soccorritore con il recupero di un piano inclinato. Nella seconda parte dell'esercitazione ci sposteremo dal lato Tempio della Concordia, dove con elicottero WWF dei soccorritori quindi ci sarà il recupero di una persona che è caduta dal costone, quindi, e poi faremo attività collaterale anche su quello sito con i SAPRE e i cinofili. Questa è l'esercitazione che, diciamo, come detto prima, serve a noi nell'anno di Agrigento Capitale della Cultura, quindi di mettere in campo tutte le specializzazioni del Corpo Nazionale per ricerca persona in ambiente impervio. Il FAI, il Giardino della Colimbetra, è estremamente contento di accogliere questa esercitazione organizzata dal Comando dei Vigili del Fuoco di Agrigento in collaborazione con il Parco della Valle dei Templi. Siamo veramente contenti perché troviamo sia un'occasione utilissima, a partire per noi che gestiamo e tuteliamo i nostri luoghi ogni giorno e perché appunto cultura è anche cultura della sicurezza. Invito pertanto tutte le scuole a partecipare. Cominceremo alle 8:30 di sabato 5 aprile nei pressi del Giardino della Colimbetra del Tempio dei Dioscuri. Verrà proprio attrezzato un campo di soccorso, quindi si partirà dal Tempio dei Dioscuri, poi ecco, si svolgeranno le prime operazioni di soccorso ovviamente simulato, per poi arrivare al culmine, al Tempio della Concordia, con una veramente esercitazione o meglio un'iniziativa spettacolare. Noi quindi vi aspettiamo e vi diamo appuntamento a sabato 5. Linea alla regia per la pausa pubblicitaria. Torniamo tra poco. Manifestazione a Licata nella giornata dedicata all'autismo. Ci sono le interviste. Oggi la giornata mondiale dell'autismo a Licata celebrata con un piccolo incontro, direi anche un grande incontro, con le famiglie e i ragazzi in spettro autistico. Com'è andata? Allora, perdonate l'emozione, però è un tema che mi tocca profondamente. Ci tenevo proprio ad organizzare da mamma questo evento, proprio perché se ne parla poco, oppure perché sentiamo spesso parlare terapisti, e chi meglio di una madre invece può raccontare quello che è questo percorso, questo viaggio. A dirla breve, è un viaggio che ha trasformato il mio dolore in opportunità. L'opportunità di essere qua oggi e di essere supporto e di vedere l'autismo non come un mondo diverso, ma come un mondo unico. E sono felice perché mia figlia ha scelto me come madre. L'incontro che noi abbiamo avuto oggi con i genitori, più che un congresso, è stato proprio un incontro, è andato benissimo. È andato benissimo perché ci ha dato la possibilità di crescere, di arricchirci nella diversità, e in questo
particolare mondo che è l'autismo, dove non c'è una tipologia, c'è uno spettro e dietro lo spettro ci sono tantissime variegature. Una notizia di cronaca: corruzione nella sanità a Palermo, nelle mirino medici e imprenditori. Corruzione e turbata libertà degli incanti. Con queste accuse la Squadra Mobile di Palermo, su delega della locale Procura della Repubblica, ha dato esecuzione ad un'ordinanza applicativa di misure coercitive interdittive emessa dal GIP presso il Tribunale di Palermo nei confronti di 2 imprenditori attivi nel campo delle forniture sanitarie, di un funzionario amministrativo, un chirurgo vascolare, di un cardiologo, tutti e 3 in servizio presso 2 aziende ospedaliere palermitane. Le investigazioni condotte dalla Squadra Mobile, sezione anticorruzione, tramite numerosi monitoraggi telefonici, ambientali e telematici e con il coordinamento della locale Procura della Repubblica, hanno consentito di ricostruire gli accordi corruttivi stipulati da uno dei 2 imprenditori con i 2 sanitari, al fine di addomesticarne l'esercizio delle funzioni, per orientare cioè la scelta dei prodotti sanitari da utilizzare presso le rispettive aziende ospedaliere, ricevendo in cambio somme di denaro. Sono stati quindi documentati rapporti corruttivi intercorrenti tra l'imprenditore e il funzionario, incardinato nell'ufficio gare di un'importante azienda sanitaria del capoluogo, al fine di turbare lo svolgimento di 2 procedure ad evidenza pubblica per forniture di materiale sanitario bandite dallo stesso ente pubblico. Con riferimento a quest'ultimo scenario di indagini, le somme di denaro versate al funzionario apparivano riconnesse all'alterazione di una gara aggiudicata poi alla ditta dei 2 imprenditori, anche grazie alla manipolazione dell'offerta da parte dell'imprenditrice, all'intermediazione verso altre articolazioni ospedaliere per evitare l'attivazione di rimedi contrattuali a fronte di significativi inadempimenti da parte della ditta, alla veicolazione infine di informazioni privilegiate per garantire un vantaggio competitivo della stessa ditta sulle concorrenti in un'alta procedura di gara. Elezioni nelle ex province. A Trapani, Lentini del centrodestra è il candidato presidente. E allora, una candidatura cercata, una candidatura proposta, una candidatura sulla quale ha tanto riflettuto. Una serie di amici, esponenti politici, il centrodestra mi hanno a un certo punto proposto dicendo: ma tu te la senti a candidarti? E io ho subito detto che se si riusciva a raggiungere un'ampia intesa, allora ero disposto. Un ente come il Libero Consorzio dei Comuni, che viene da 12 anni di commissariamento, strutturato con la legge 15 in maniera non particolarmente efficiente, o si governa attraverso una grande partecipazione di tante forze politiche e anche civiche, oppure non si può amministrare. L'obiettivo non è vincere, assumere una carica, sedersi su una poltrona. L'obiettivo è portare dei risultati sulla comunità e il territorio provinciale, la comunità provinciale. Mi perdoni l'esternazione, nel caso di successo ce l'ha ben chiaro che si caricherà un moribondo? E appunto perché c'è da rifondare politicamente un ente, a dare una direzione politica, restituire alla politica capacità di visione strategica, capacità di coordinamento di tutte le molteplici e spesso contrastanti esigenze che vi è sul territorio provinciale, metterle insieme per un fine comune. L'unico modo è essere insieme, tanti, e anche i sindaci che rimarranno fuori dalla gestione diretta, anche se vi è la conferenza dei sindaci come uno degli organi, dovranno essere anche loro protagonisti di questo governo, che altrimenti non riusciamo a raggiungere i risultati a cui la gente aspira e che servono anche per far riacquistare alle persone fiducia nella capacità della politica di dare risposte. La nomea che la precede è di essere un bravo amministrativista. Ecco, nel caso di successo, quanto pensa che la potrà aiutare tutto ciò? La conoscenza delle regole amministrative, delle tematiche anche istituzionali aiuta ovviamente, ti consente di confrontarti con l'apparato burocratico amministrativo, comprendi ciò che loro dicono e sei in grado di fare comprendere a loro ciò che tu dici. Serve, è una competenza che serve, ma non basta, perché non è un fatto solo tecnicistico. La politica va rivalutata, la politica naturalmente quella che non è appartenenza, quella che ha la visione, che ha la strategia, che comprende intanto le reali esigenze della gente. Il politico deve essere anche uno che abbia radici nella comunità, che abbia il senso del mettere insieme le cose e il senso di costruire un destino comune, per ridare alla provincia di Trapani
un adeguato slancio. Sviluppo e ambiente sono oggi due situazioni che non possono più essere dette in contrasto. Il libero consorzio dei comuni nel settore dell'ambiente ha tante cose da dire. Adesso le tematiche da affrontare saranno molto più vaste. Un tempo si fermavano solo ed esclusivamente alle classiche. Ce l'ha ben presente questo. C'è un altro aspetto che viene un po' trascurato, di essere anche da supporto alla capacità progettuale degli enti locali, dei comuni, perché gli uffici si sono spopolati, non c'è stato un adeguato ricambio. Io lo vedo verificandomi e confrontandomi con tutti i sindaci. Recentemente anche in una riunione è emerso da un confronto con delle persone che una società di consulenza, proprio questa difficoltà di progettazione. I comuni inseguono i bandi e invece li devono precedere. Bisogna avere una capacità di progettare prima che escono i bandi. La provincia in questo può svolgere un ruolo di supporto, di coordinamento, perché spesso è necessario fare progettazioni intercomunali, superare i confini catastali dei comuni. L'economia, la società, la cultura, il benessere sociale non ha confini catastali. La legge 15, negli obiettivi che dà la provincia, c'è anche confrontarsi con i comuni in un lavoro di coordinamento sul territorio, perché molte opere infrastrutturali hanno una dimensione ultracomunale, anche se servono poi alle singole realtà comunali. Con questa elezione di secondo livello i partiti torneranno al centro della loro funzione. Non ci si può più nascondersi dietro la classica foglia di fico, ovvero del civismo. Ti devi schierare, o fai parte di un partito oppure di un altro. Guarda, lei parla con uno che si è formato nel Partito Socialista, politicamente in un mondo in cui i partiti avevano un ruolo importante e rappresentano l'ossatura dello Stato democratico. Il civismo ha avuto un ruolo importante in un momento proprio di crisi dei partiti, è stato lo strumento attraverso cui tante persone che pur avevano la passione della politica, la voglia di mettersi in gioco al servizio della comunità, hanno potuto trovare la strada per esprimere questa loro partecipazione. Però secondo me oggi bisogna ritornare a che i partiti riprendano appieno il loro ruolo politico di strumenti di aggregazione intorno a un sistema di valori, a un sistema culturale, a una visione della società. Avverrà secondo lei con l'elezione di secondo livello per i liberi consorzi dei comuni? Secondo me in parte già si è verificato e secondo me queste elezioni di secondo livello rafforzano questo ruolo dei partiti. Poniamo il caso lei vincesse alle consultazioni di secondo livello. Il primo obiettivo da conseguire? Ridare all'apparato amministrativo una visione del territorio. Le nostre idee, i nostri programmi, i nostri obiettivi per trasformarsi in iniziative concrete sul territorio hanno bisogno dell'apparato amministrativo che li trasforma in atti, in opere che si realizzano, in organizzazioni che si mettono in campo. La prima cosa è ridare all'apparato amministrativo l'orientamento politico che manca. Il secondo grande obiettivo è che i sindaci acquisiscono realmente il senso di costruire il governo delle loro comunità in armonia e in coordinamento, in sinergia col governo delle altre comunità, perché le iniziative riguardanti il singolo comune possono avere sinergia con le iniziative degli altri comuni, specie quelli limitrofi. Da Praga un cuore nuovo per un siciliano. Vediamo il servizio. Oggi, grazie anche al supporto della rete regionale nazionale trapianti, il nostro centro ha la possibilità di utilizzare per queste finalità la tecnologia cosiddetta Heart in the Box, il trasporto del cuore pulsante con perfusione normotermica. Questo ci ha consentito già in passato di utilizzare degli organi con tempi di ischemia particolarmente lunghi e diciamo di recente ci ha consentito di oltrepassare i confini nazionali e coprire un viaggio di più di 2000 km nella provincia di Praga per prelevare il cuore di un giovane donatore da utilizzare per un nostro ricevente siciliano di 59 anni. Questo ovviamente ci dà la possibilità sicuramente di offrire ai nostri pazienti in lista maggiori opportunità di accedere all'opzione di trapianto e quindi di poter curare più pazienti. È apprezzabile la grande manifestazione di solidarietà. Oggi il cuore di un cittadino della Repubblica Ceca pulsa dentro il torace di un paziente cardiopatico siciliano. È
ed è apprezzabile anche il grande lavoro di squadra di diverse istituzioni, il Centro Nazionale Trapianti, il Centro Regionale e il nostro team cuore costituito da chirurghi, perfusionisti, strumentisti, anestesisti e altre figure professionali che si sono impegnate per ottenere questo straordinario risultato. Queste nuove tecnologie sempre più ci consentiranno di estendere l'applicazione della metodica trapiantologica a sempre più un più alto numero di pazienti. Credo che ho trovato il cuore della mia vita, perché non ha avuto rigetto, si è comportato bene, sono felice. È tutto, grazie per la vostra attenzione. Arrivederci.